Buonasera Daniele Emanueli, benvenuti alla 19ª puntata di stagione di Calcio di Rigore. Come sempre al mio fianco vado a salutare chi mi affiancherà nella conduzione e do la buona serata alla nostra Valentina Violini. Buonasera a tutti. Ciao Valentina. Allora, stasera tantissimi servizi video, una finestra particolare anche sulla promozione marchigiana che purtroppo con la sconfitta sonora ricevuta sabato dal Gabice Gradara. Ci concentreremo poi sui tornei d'eccellenza, promozione Romagna e sulla prima categoria Romagna. Non è cambiato molto, conferme per la Savignanese per quanto riguarda l'eccellenza romagnola, anche se si avvicinano le concorrenti. Per quanto riguarda invece la promozione, bene il Giovane Cattolica, ha sofferto contro il Bellare però è riuscito a vincere 5-2, il Nova Feltria soffrendo ha ottenuto la vittoria al 91esimo per quanto riguarda la prima categoria contro il Colonnella. Questa sera, prima di iniziare, andiamo a dire anche quali sono i numeri per interagire con noi e anche i servizi internet. Prego. Subito, il nostro numero come sempre è il 333-6094-299 e mi raccomando scriveteci anche e seguiteci alla nostra pagina Facebook calciodirigore.official. Perfetto, andiamo a salutare gli ospiti di questa serata, iniziamo alla mia sinistra dove ritroviamo con piacere l'opinionista Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Vicino a lui è la prima volta nei nostri studi, un passato importantissimo nel Rimini, nell'ultima posizione del Rimini in Serie B, il portiere della Polisportiva Stella, Marco Temeroli. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Marco, grazie. Poi andiamo a salutare un ospite che è già stato qui tra noi un mese fa, il capitano, difensore barra centrocampista del Colonnella Calcio, Gianluca Vitali. Buonasera, buonasera. E infine lo ritroviamo anche in calcio di rigore questa sera, l'opinionista Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti. Ciao Renzo. Prima di iniziare vorrei fare un commento veloce con i nostri due ospiti. Marco, ieri a seguire la vostra partita c'era il nostro Giacomo, una partita dominata dal primo all'ultimo minuto dalla Polisportiva Stella, però avete rischiato proprio al photo finish. Sì, Daniele, abbiamo fatto un'ottima prestazione ieri, portato a casa 3 punti fondamentali perché il 2018 non era cominciato nei migliori dei modi per noi con 2 sconfitte. E sì, abbiamo rischiato, è vero, all'ultimo respiro potevamo pareggiare una partita che abbiamo, diciamo, per lunghi tratti dominato, però le cose sono andate per il verso giusto e abbiamo portato a casa una vittoria fondamentale. Invece Gianluca, per quanto riguarda voi, Colonnella per più di un'ora ha sognato davvero di poter fare lo sgambetto alla capolista Nova Feltria, poi è successo tutto nel finale, un rigore contro e un gol preso al 91esimo. Sì, purtroppo abbiamo rovinato tutto nelle fasi finali, quanto di buono avevamo fatto durante la partita. E peccato perché eravamo riusciti a fare bene e a chiudere, insomma, tutti gli spazi al Nova Feltria, che è un'ottima squadra. E quindi un episodio sul calcio di rigore, alla fine, insomma, un bel gol loro su un taglio al 90esimo ci ha condannato per l'ennesima volta, insomma. Peccato, tra poco di entrambe le partite vedremo per l'appunto il servizio video, ma iniziamo a vedere con la nostra Valentina quello che è successo nel campionato di eccellenza e poi sentiremo anche i nostri opinionisti Giacomo e Renzo. Prego Valentina. Sampa Imola Alfonsine 1-2, Faenza Cervia 2-3, Russi Classe 1-1, Massa Lombarda Corticella 0-0, Marignanese Diegaro 1-0, Savignanese Fiariccione 0-2, Castrocaro Granamica 0-1, Argentana Progresso 0-2, San Pietro Real San Lazzaro 3-0. Molto bene, andiamo a vedere adesso la classifica, sempre con l'ausilio del nostro Stefano Papini, eccola qui. Abbiamo in testa la Savignanese a 41 punti, il Classe 38, l'Alfonsina 37, Granamica 33, Castrocaro 32, insieme alla Fiariccione, Diegaro 31, Corticella 30, Argentana 28, Massa Lombarda 28, Russi 25, insieme alla Marignanese 25, Cervia 25 di nuovo, Progresso 24, Sampa Imola 20, Faenza 18, San Pietro 17, Real San Lazzaro 0. Perfetto, adesso andiamo a vedere un attimo con i nostri ospiti, un po' fare il commento tecnico di questa giornata particolare. Giacomo, da te vorrei una concentrazione più sul girone, lasciami le riminese perché le vorrei commentare con il nostro Renzo. Prego. Certo, certo. Sì, hai detto bene, è una giornata molto particolare. Le prime 2 della classe ci regalano 2 delle 3 sorprese di giornata. La Savignanese perde in casa contro una Fiariccione che fino a 15 giorni fa
era in grossa crisi, si parlava di un esonero di Mister Lepri e nelle ultime quindi 2 partite, 2 vittorie e si è rimessa in corsa perché è riuscita a recuperare sulla zona playoff. Per quanto riguarda il classe, forse qui mi aspettavo qualcosa in più dalla squadra ravennata, in quanto giocava a Russi, è vero, fuori casa, però era in vantaggio di un gol ed era in vantaggio soprattutto di 2 uomini, invece si è fatta rimontare da un Russi che ha meritato questo punto, che per quanto riguarda la classifica, quindi la zona play-out, è un punto veramente d'oro. Continua la corsa dell'Alfonsine. Settimana scorsa avevamo qua Gabriele Varrella, difensore dell'Alfonsine. Gli abbiamo portato fortuna, ha fatto il gol vittoria, è andato a vincere fuori casa, portandosi a terza posizione a un solo punto dal classe, quindi la rincorsa dell'Alfonsine continua. Mentre per quanto riguarda la parte bassa della classifica, vittorie fondamentali del Cervia. Il ritorno di Piracini in panchina ha portato bene, è riuscita a vincere una partita molto importante, e soprattutto della Marianese che ha regalato l'altra, a mio avviso, sorpresa della giornata, vincendo contro il Diegaro, che non ha ancora digerito questo 2018 perché continua a perdere. Vittoria anche molto importante, anche se consentitemi di dire che era quasi scontata, del San Pietro ai Vincoli, perché con la vittoria col Real San Lazzaro si porta un punto solo da quella zona play-out per cercare di non retrocedere in maniera diretta. Renzo, ha sorpreso moltissimo la sconfitta della Savignanese tra le mura amiche contro la Fiarizione, 0-2 il risultato all'inglese, e soprattutto, come diceva adesso Giacomo, la Marignanese continua a sorprendere perché ha vinto 1-0 contro il Diegaro. È chiaro che dopo 4 sconfitte, dopo 4 vittorie consecutive della Savignanese, veramente non me l'aspettavo che la Savignanese avrebbe tutta l'intera posta alla Fioricione, però diciamo che la Fioricione sono vaderato adesso con gli acquisti importanti di Indelicato, una punta che secondo me è valida di categoria, e Passarino, sono 2 attaccanti che probabilmente mettono paura a qualunque difesa. Chiaro che la sconfitta lascia un po' perplesso, però onestamente diciamo che le più immediate inseguitrici, vuol dire il classe, che mi sembra sono vaderato ieri, ha avuto il suo 3° pareggio consecutivo, è la squadra che oggi veramente mi sorprende e dobbiamo aver paura, come ha detto giustamente il collega, e questo è Alfonsine che ha tenuto una vittoria importante, mentre invece la Marignanese, come ho sempre detto all'inizio di trasmissione, è una squadra molto giovane. Adesso si è anche rinforzata, sono arrivati giocatori importanti come il portiere Azzolini, che come sappiamo ha giocato anche nel Rimini in C1 con Acori, un paio di partite, è un portiere che fa la differenza. E poi ho sempre detto che questo allenatore Simone Lilli è secondo me è uno dei migliori allenatori di queste categorie. Io penso che la Marignanese, quando Lilli è riuscito a inquadrare, ha fatto dei risultati, e penso che con lui avrà altre soddisfazioni. Onestamente poi la vittoria è importante, anche quello del Cervia, è un derby così forte, è andato a vincere a Faenza, perciò penso che Pirazzini è stato un ritorno abbastanza vittorioso. Tutto qua, ecco. Però posso dire che alla fine questo campionato, anche se la sconfitta della Savignanese mi sorprende in parte, però ormai secondo me ce la giocano queste 3 squadre, vuol dire Savignano, Classe e l'Alfonsine. Anche ieri il Castrocaro, anche se ha ottenuto un'altra sconfitta, perciò ormai penso che sia fuori dai giochi. Bene. Ora andiamo a vedere la sintesi tra Russi e Cervia. E Classe Cervia. Romagnasport.com. Allora, Il calcio riprendi, Valentina. dilettantistico come non l'hai mai visto. L'impresa è quella che entra di diritto nella storia dei russi. In 9 a guantare un pareggio sotto di 1-0 non è mai facile. Il Classe perde l'occasione per rilanciarsi a ridosso dalla prima della classe, prende un punto, ma poteva fare di più vista la sconfitta della Savignanese in casa con la Fiaricione. Ospiti subito avanti con Noschese che indirizza corpo e pallone verso la porta avversaria, ma la conclusione viene murata dalla retroguardia di casa. Russi che rimane subito in 10 uomini, Ricci fra Battista dice qualche parola di troppo al direttore di gara, che non ci pensa su 2 volte, estraendo il cartellino rosso al giocatore, mandandolo anzitempo sotto la doccia. Noschese a questo punto cerca subito di approfittarne, colpo di testa ribattuto, pallone che giunge nei piedi del compagno dall'Agata, che trova Casadio pronto alla presa. La ripresa inizia con questa conclusione di Rocchi fuori misura, lo stesso Rocchi prova a farsi perdonare, alto tentativo dalla distanza senza fortuna.
Il numero 7 diverrà protagonista quando uno Schese batte una punizione sulla quale Rocchi da dentro l'area di rigore sceglie il giusto tempo e inserimento, trovando sorpreso Casadio che si vede scavalcare dalla traiettoria sporca ma vincente per l'1-0 ospite. Classe che sfiora subito il raddoppio dal traversone di Valenza, dall'Agata incredibilmente si trova il pallone nei piedi ma spara alto da posizione favorevole. Dall'altra parte Russi che recrimina per un rigore non concesso, punizione di Calderoni, Gualanti forse viene trattenuto in area di rigore. Lo stesso Calderoni da calcio piazzato poco dopo chiama alla presa l'attento Bobo. Il Russi si complica la vita, il neoentrato trovato ruba palla approfittando di un'ingenuità difensiva e viene abbattuto così da Casadio in uscita. Per il direttore di gara trattasi di espulsione, Russi a questo punto in 9 uomini. Sulla conseguente punizione Noschese non riesce ad incidere, mentre i Russi proprio da calcio piazzato perviene al pareggio. Giorgini viene strattonato nettamente in area di rigore, per il direttore di gara non ci sono dubbi, calcio di rigore dagli 11 metri si presenta Gualandi che trova così il pari insperato. L'ultima emozione arriva da un calcio piazzato di Noschese con Rocchi che di testa manda sul fondo. 1-1 è un punto che fa felice solo i Russi, classe che ha perso in questo 2018 la retta via e lo sbalzo iniziale che l'aveva da sempre contraddistinta. Giacomo, secondo te questo rigore c'era o non c'era? Il rigore è molto dubbio, però come ho detto prima mi sorprende questa mezzo passo falso del Classe, soprattutto per come... non del Cervia? No, del classe. Anche perché giocare contro il Classe è sempre stato molto difficile. Ha subito pochi gol e vedere con 2 uomini in più e in vantaggio di un gol, soprattutto in questo periodo, probabilmente sapevano anche del risultato della Savignanese, era una partita che doveva andare per forza portata a casa. Quindi commento generale su questa partita? E per me è la sorpresa maggiore di questa giornata. È vero, la Savignanese fa rumore perché ha perso 2-0 in casa contro questa FIA Riccione che 15 giorni fa era ancora navigava in acque agitate, però per me questa è veramente la sorpresa della giornata. Io voglio dire una cosa, se mi permettete, quando una squadra come Classe gioca 11 contro 9 si fa raggiungere, secondo me non è una squadra di calcio, non è una squadra pronta per vincere questo campionato. Una squadra in 9 deve portare il risultato, qualcosa lì si è sbagliato, perché in 9 contro 11 prendere poi un calcio di rigore vuol dire che con la testa erano da un'altra parte. Prego Valentina. Ora andiamo a vedere la sintesi tra San Pietro contro San Lazzaro. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF e Ford Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Scontro tra ultima e penultima della classe, per il San Pietro ultima spiaggia per non dire addio già da adesso alla categoria, non a caso i padroni di casa alzano da subito la concentrazione e vanno subito al bersaglio con Giordumi che ruba palla a Lucarini per poi trafiggere l'incolpevole Maglia per l'1-0 dei padroni di casa. San Pietro che sfiora il raddoppio poco dopo con un diagonale di Lazzari che termina di un nulla al lato. Ancora San Pietro pericoloso con questo cross di Lazzarini con il tiro di Gaiani a botta sicura che viene respinto dal volto e forse dal braccio dall'avversario, ma il raddoppio non tarda ad arrivare. Lazzari serve Barducchi che solo soletto fa il 2-0. La risposta del San Lazzaro arriva per la prima volta al minuto 34 con questo tiro alto di Tine. Ci provano ancora gli ospiti con una punizione di Embegue che non crea grattacapi al portiere Bissi, mentre più pericolosa la risposta dei padroni di casa che centrano la traversa con Barducci servito da Lazzari. Prosegue l'offensiva locale con il cross di Giordumi deviato a Lucarini che rischia il quasi autogol. Più pericoloso sul versante opposto il cross di Ragoni con il colpo di testa finale di Tine salvato da Lessi sulla linea di porta. In pieno recupero la partita viene definitivamente chiusa da Montanari Gatti che su assist di Giordumi trova il definitivo 3-0. Nella ripresa il San Pietro abbassa il ritmo, l'occasione arriva al 10° per Giordumi per arrivare al 4º gol con questo diagonale che termina fuori di poco. Poi al 28° punizione alta di Migliaccio, qui si spegne l'occasione da Riete per il San Pietro in vincoli che lascia iniziativa all'avversaria, allora viene fuori il Real San Lazzaro con una punizione di Embegue che termina fuori di un nulla. Al 45° un colpo di testa di Tire termina a lato.
Nel finale l'occasionissima per accorciare distanza capita sul piede di Mbegue che tenta di sorprendere Bissi centrando la traversa. Termina qui una partita a senso unico con il San Pietro in vincoli che alza l'asticella chiamata Speranza Salvezza. Ecco qui, rientriamo in studio. Ma cosa parli tu che ieri ne hai presi altre 5? Parli ancora, parli. No, te mi hai detto che c'era un'occasione sui piedi di quel giocatore e L'ultima invece ha fatto un colpo di testa. L'ultima occasione è stato un tiro che ha preso la No, è traversa. stato un cross. Parliamo, diciamo le cose come sono. Mi tocca anche sopportarlo il lunedì sera, ma perché? Va bene, va bene. Allora, concentriamoci, andiamo a vedere il prossimo turno con la regia, con il nostro Stefano Papini, perché ci sono sfide importanti, tra le quali le più importanti sono Fioriccione e Marignanese, ma ti lascio prima elencare a te quali sono le partite. Alfonsini Argentana, Progresso Castrocaro, Real San Lazzaro Faenza, Fioriccione Marignanese, Diegaro Massa Lombarda, Corticella Russi, Classe San Pietro, Cervia Sampa Imola, Granamica Savignanese. Allora, ho sottolineato queste tre gare, Fioriccione e Marignanese, che ricorda la sfida di 2 anni fa quando la Marignanese si impose nel torneo di promozione, poi Cervia Sampa Imola, importante per quanto riguarda la bassa classifica, Granamica Savignanese, importantissima per il Granamica perché dopo la sconfitta di ieri della Savignanese si è portata a circa 7 punti di distanza 8 punti di distanza dalla Savignanese, quindi in caso di vittoria andrebbe a -5. Sì, confermo che sono le partite migliori da seguire queste, sicuramente, perché anche il Granamica dopo la vittoria a Castrocaro può dire veramente qualcosa di importante e soprattutto la Savignanese deve far vedere che è stato uno scivolone fine a se stesso, altrimenti comincerebbe veramente a avere qualche problema per quanto riguarda la prima piazza. Renzo, Liceo Marignanese, tutto da seguire. È una gara importante quello, è chiaro che adesso con queste 2 vittorie, sia della Fioriccione e della Marignanese domenica allo stadio di Riccione sarà una bellissima partita, anche perché giustamente sia la Marignanese e sia la Fioriccione vorranno continuare il loro momento magico, però onestamente con questa vittoria adesso il Riccione forse il fattore campo avrà un vantaggio, però adesso con queste 2 vittorie addirittura si porta anche in zona playoff. Benissimo, adesso con il nostro Stefano Papini andiamo a vedere risultati e classifiche per quanto riguarda il torneo di promozione. Ci sono stati importanti risvolti soprattutto per il calcio Cotignola in questa giornata. Prego Valentina. Giovane Cattolica Bellari Marina 5-2, Torconca del Duca Ribelle 0-2, Savarna Football Cava 1-3, Roncol del Vice Forlì Gambettola 3-1, Calcio Cotignola Gatteo 3-0, Stella Egea Marina 1-0, Tropical Coriano Pietracuta 0-0, Savio Calcio Reno 0-1, Reda San Pierana 1-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, prego. Abbiamo in testa la Giovane Cattolica 45 punti, il Calcio Cotignola 37, Torconca Pietracuta 36, Ronco del Vice 34, Tropical Coriano 33, Reno 32, Reda del Luca Ribelle 31, Football Cava 29, Gambettola 28, Stella 26, Igia Marina 25, San Pirana 24, Savarna 21, Savio Calcio 15, Gatteo 10 e il Bellaria a 3. Ebbene, la scorsa settimana, prima di mandare in onda il primo servizio, volevi dire qualcosa sul Bellaria, stasera te lo posso far dire, però 10 secondi, veramente. Settimana scorsa ero molto più arrabbiato, non potevi commentare un 1-0-9, me l'hai fatto già fare un commento tecnico. Però non era un commento tecnico quello che volevo fare settimana Giacomo, scorsa. veloce sul Bellaria. Quello che volevo dire di settimana scorsa era che dopo questo risultato veramente devastante avevo sentito 1000 persone che volevano fare, disfare, aiutare e cercare di risolvere questo problema. Io invito queste persone veramente a farsi avanti, a cercare di trovare una soluzione e soprattutto cercare di avvicinarsi a questa società che ha bisogno veramente di tutto e di tutti. Per quanto riguarda la partita di ieri, una battuta. Ma perché non le fanno finire al 60° queste partite? Perché? Perché si poteva fare fino al 60°. Quanto stava a fine primo tempo? Vincevamo 2-1. No, perdevamo 1-0 a fine primo tempo, ma poi l'abbiamo ribaltata. Quindi vincevamo a Cattolica 2-1. Però poteva fischiare alla fine. Va bene, parleremo per il nuovo regolamento. Adesso voglio sentire Marco e Renzo per quanto riguarda il torneo di promozione, ma prima a te la parola, Valentina. Ora andiamo a vedere la sintesi tra Polisportiva Stella contro Egea Marina.
Polisportiva Stella e Gea Maria danno vita a una piacevole gara con i padroni di casa che a livello di possesso palle e conclusioni verso lo specchio della porta meriterebbero miglior sorte, anche se nel finale la traversa di Belloni reca più di un brivido ai gialloblu locali. La gara inizia con una sortita ospite che porta un traversone al centro sul quale Mina Capilli di un soffio manca l'appuntamento con i gol. Si vede finalmente la Polisportiva Stella dalla distanza, ci prova Lazzaretti senza incidere, mentre sempre dalla distanza Crescentini stoppa la sfera ma alza la mira. Grande azione sulla destra ad opera dei padroni di casa, Greco cross al centro, Crescentina domestica e appoggia il pallone per Mussoni che calcia di prima intenzione mettendo a lato. Ancora la Polisportiva Stella insiste, appoggio di Zanotti per Rossi che centra in pieno Angelini. La sfera termina sui piedi di Greco che scivola al momento della battuta con la porta praticamente vuota, calciando al lato. Lo stesso Greco poco dopo si fa perdonare da una rimessa laterale, Lazzaretti fa da sponda per la conclusione al volo del numero 10, precisa angolata che non lascia scampo all'estremo Rossi. Sarà questo il gol partita. Ancora Greco si rende pericoloso questa girata che Rossi blocca senza affanni. Nella ripresa il copione non cambia, anzi Venturi rischia un incredibile autogol sul traversone di Bartolucci, poi Greco trova la solo personale ma la conclusione è troppo debole per impensierire Rossi. Fabrucci appoggia per Lazzaretti che dalla distanza prova a impensierire l'estremo Rossi che blocca a terra il pallone senza problemi. Ancora Greco, qui numero 10, smorza la conclusione, invece in contropiede serve il compagno più libero Gabellini che calcia addosso a Rossi in piena area di rigore. Dall'altra parte un impallo stava per favorire Belloni dopo un'azione assolutamente confusa, ma proprio Belloni nel finale lanciato da Venturi si gira bene ma trova la traversa a negargli la gioia del gol. Poi Fabrucci se la cava mettendo in corner. Ancora Belloni da una rimessa laterale spizzica il pallone di testa mettendo al lato. Termina qui una partita che vede premiare la Polisportiva Stella che ha creato maggiori pericoli. Tardiva invece la risposta dell'Igea Marina. Quindi ha cambiato anche guida tecnica, tra l'altro, il Bellaria. No, aspetta, non è ancora ufficiale, non è ancora ufficiale. Sì, va bene, va bene, va bene. È ufficioso, un grande mister. Va bene, grazie per la tua importante valutazione su Bellaria, penso che interesserà molti addetti ai lavori. Andiamo a sentire Marco. Marco, allora, un commento su questa gara l'avevi già fatto. Che tipo di campionato state affrontando voi con la Polisportiva Stella? Perché sicuramente rispetto allo scorso anno state avendo un altro passo. Allora, l'anno scorso avevamo fatto un girone d'andata un po' sotto le aspettative e poi ripresi con un grande girone di ritorno dove abbiamo fatto più di 20 punti, ci siamo riusciti a salvare anche con qualche giornata d'anticipo. Quest'anno sembrava che le cose si fossero un po' ribaltate, insomma abbiamo girato a 23 punti al girone d'andata. E poi abbiamo perso, come ti dicevo prima, le prime due partite del 2018, due sconfitte sanguinose perché comunque sono arrivate contro due dirette concorrenti, insomma due squadre che penso fino alla fine se la giocheranno con quelle 7-8 per evitare le posizioni più calde della classifica. E per fortuna ieri è arrivata questa vittoria. Dico solo bravi ai compagni che hanno fatto una prestazione di cuore e c'era bisogno e ci siamo riusciti. Si è alzato secondo te rispetto alla precedente stagione il tasso di livello tecnico in questo campionato o solo apparenza, vedendo anche i nomi delle formazioni che lo compongono? Beh, diciamo che è un campionato che negli ultimi anni sta avendo secondo me un ottimo livello. Quest'anno c'è Giovane Cattolica che è una squadra penso fuori categoria, ci sono altre 3, 4, 5 formazioni veramente attrezzate, la classifica corta parla un po' per il campionato, insomma fa capire che ci sono squadre più o meno allo stesso livello, tutti possono battere tutti e quindi un campionato interessante penso. Io ho una domanda per Renzo, abbiamo il Cattolica in testa al campionato, secondo te il Torconca e il Pietracuita del Coriano devono rassegnarsi o possono ancora sperare? Io vorrei fare un commentino sul tempo che se permessi di queste 8 squadre riminese, le dividerei in 3 tronconi. Giovane Cattolica fa un campionato a sé, è una squadra che secondo me merita altri palcoscenici, è una squadra fatta per vincere il campionato e lo sta facendo, anche se ha avuto una partenza alquanto difficile. Però onestamente io l'ho visto soltanto una volta a Pietracuta, perde 3-1, però secondo me è stato un incidente di percorso, però la squadra c'era e lo sta dimostrando, secondo me come ha detto giustamente qui il portiere Termarole è di un altro pianeta. Chiaro che il campionato
non la fregherei nessuno. Invece la sorpresa mi viene da questo Pietracuta e da questo Torconca, due squadre giovani che veramente danno una grossa impressione, sia sul piano del gioco che sui risultati. Lo dimostrano che veramente stanno facendo un ottimo campionato. Mentre invece le uniche, diciamo, due squadre che ieri poi ci sono affrontate, voglio dire la Stella e l'Egea Marina, sono due squadre che, come tutti gli anni, i loro obiettivi è una salvezza tranquilla. Avranno il loro da farci, però penso che onestamente ci riusciranno. Io lascerei per ultimo il Tropical Coreano, mentre invece, secondo il mio modesto parere, per il Bellaria e il Gatteo per loro è sempre più nota e fonda. Mentre invece il Tropical Coreano di queste 8 squadre che io ho citato è quella che veramente mi ha deluso. Era una squadra che secondo me, addetti ai lavori, erano delle più forti. Poi avevano anche due grandi personaggi, Zagnoli, un giocatore che tutti conosciamo, un attore preparato, ha capitato campi importanti, Cipriani, un giocatore anche lui bravissimo, Serie D, Serie C, ha la sua prima esperienza come direttore sportivo, però chiaro che l'esperienza nel mondo del calcio non gli manca. Onestamente questi due grandi personaggi qualche errore li hanno fatti. Tu qualcosa in più su Cotignola spero che me lo dica. Sì, in effetti... Qualche errore li hanno fatti, onestamente. Fermati, Però Renzo, onestamente, oggi come oggi, il Tropical Coreano di queste 8 squadre rimanite è quello che mi ha deluso. Fermati un attimo, fammi sentire un attimo anche Giacomo sul Cotignola, perché Sì, secondo in classifica... Sì, è vero, abbiamo detto Giovane Cattolica, non si può dire niente, è giusto tutto quello che si è detto. Le abbiamo nominato il Torconca, Pietracuta e Tropical Coreano, ma attenzione a questo Cotignola. Adesso ieri, nel turno di ieri, non aveva un turno proibitivo, però si è sbarazzata di un Gatteo con un buon risultato, un 3-0, anche se è arrivato tutto nell'ultimo quarto d'ora, però sta viaggiando molto bene e può dare veramente fastidio a questa squadra. Tra l'altro ben allenata. Andiamo a vedere il prossimo turno con la nostra Valentina e con la luce di Stefano Papini, perché ci sono sfide importantissime, una su tutte quella che riguarda poi la capolista cattolica. Prego Valentina. Football Cava, Calcio Cotignola, del Duca Ribelle, Giovane Cattolica, Igea Marina Reda, Gatteo Ronco del Vais Forlì, San Pierana Savarna, Gambettola Savio Calcio, Pietracuta Stella, Reno Torconca e Bellaria Igea Marina Tropical Coreano. Io ho sottolineato queste due gare che mi affascinano, del Duca Ribelle Giovane Cattolica e Pietracuta Stella. Marco, una sfida certamente difficile per voi, su come ricordava Renzo, su un campo davvero molto difficile per tutti quest'anno. Sì, quest'anno il Pietracuta sta facendo da neopromosso un campionato veramente eccezionale, quindi complimenti a loro. Domenica noi andremo sul loro campo con le nostre armi e cercando di portare a casa qualcosa. Giacomo, se vuoi aggiungere Per qualcosa? me c'è da aggiungere anche un'altra sfida interessante che è per la salvezza, ma questo San Pierana Savarna per me per quanto riguarda la parte bassa della classifica è molto importante, anche perché io non posso credere che la San Pierana sia questa che sta facendo questo campionato per il momento molto deludente. Ebbene, noi ci fermiamo qui, diamo la linea alla pubblicità, poi quando rientreremo promozione marchigiana sono arrivati alcuni messaggi, li leggeremo con la nostra Valentina, ma pubblicità. Mamma, voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze mare monti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a 4 zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44 a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com.
A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'happy hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fornitalia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stand di pizza o stand di piada secondo il vostro uso, e griglie a pietra lavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Team Botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e a 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte a Aeroporto Fellini. Tra poco appunto affronteremo, anzi già da subito, la promozione marchigiana con i Gabic, che purtroppo nel 2018 non è riuscito mai a centrare l'obiettivo della vittoria. Con il nostro Stefano Papini andiamo a vedere i risultati e classifiche del campionato di promozione marchigiana. Abbiamo questa finestra appunto sulle Marche. Prego Valentina. Mondolfo Cantiano Calcio 1-0, Porto Recanati Gabic Gradara 3-0, Senigallia Moglie Vallesina 3-0, Sassoferrato Nuova Real Metauro 1-0, Passatempese Olimpia Marzocca 2-2, Filotranese Osimana 0-1, Laurettina Valfoglia 2-2, Camerino Villa Musone 4-0. Ebbene, andiamo a vedere la classifica. Valentina, stavo leggendo un po' i messaggi nel frattempo, sì. Prego. Abbiamo in testa il Sassoferrato a 32 punti, segue a 30 punti la Filotranese, Mondolfo 28, Olimpia Marzocca 27, Porto Recanati Valfoglia 26, Gabic Gradara Senigallia 24, Camerino 22, Villa Musone 21, Osimana 20, Cantiano Calcio 19, Passatempese 17, Laurettina 15, Moglie Vallesina 11, Nuova Real Metauro 10. So che avevi in mente già una domanda per Renzo, però secondo me si può collegare benissimo con questo messaggio, però ti pregherei di leggerlo qui dove dice da 2 punti, perché saluti a Giacomo, dopo si monta la testa e lasciamo perdere. Salutiamo Luca da Como, qui dove dice 2 punti. Grande Luca. Allora, 2 punti in 5 partite per il rossoblù dei Gabice. Oltre all'assenza incomincia a farsi sentire la stanchezza per aver affrontato il girone di andata a 1000. Grazie e saluti. Renzo. Io non direi così. Scusa Renzo, Stefano mi fai vedere mentre Renzo parla le immagini dei Gabice, grazie, della partita, prego.
Ma io direi che il Gabice sta facendo un ottimo campionato, forse qualche punto per strada l'ha perso, infatti negli ultimi 4 partite ha subito 3 sconfitte e un solo pareggio e ha subito addirittura 9 gol. Questo è pesante. Diciamo che onestamente ha avuto anche un po' di sfortuna, delle squalifiche, degli infortunati. Anche ieri, sabato, a Porta Recanati gli mancavano giocatori importanti, Grassi e altri, però onestamente diciamo che in questo momento è il momento difficile di questo Gabice Gradara. Però sono pienamente convinto con i giocatori che ha, come ho detto, Santucci, Grassi, Moratori, Rossi, Arduini, in porta un certo Palazzi, prima o poi ne uscirà fuori e sono convintissimo che arriverà senza dubbio tra le prime 4 per fare i playoff. Chiaro che con questa sconfitta del Filotrano la nuova capolista è il Sassoferrato Genga, perché domenica le prime 3 hanno vinto entrambi, vuol dire il Sassoferrato, il Marzocca e l'Osimane che ha battuto proprio nel derby il Filotrano e il Mondolfo che ha battuto il Cantiano. È un campionato apertissimo, però penso che onestamente il Mondolfo il Gabice potrebbe rientrare nella zona che conta, vuol dire fare i playoff. Non ci sono problemi. Ebbene, andiamo a sentire anche un po' le giustificazioni. Prego Valentina. Ora andiamo a vedere l'intervista del CT del Gabice Gradara. Con mister Barattini, tecnico del Gabice Gradara. Mister, una sconfitta pesante nel punteggio quest'oggi qui a Porto Recanati. Il gol iniziale nei primi minuti certamente non vi ha favorito, ma avete fatto poi fatica, soprattutto in zona offensiva, nel rendervi pericolosi dalle parti della difesa avversaria. No, sinceramente dopo il primo gol ci ha tagliato le gambe, ma insomma i meriti della squadra avversaria vanno detti. Insomma, siamo stati attratti un po' in balia del loro gioco, anche se qualche occasione l'abbiamo avuta, però è andata così, voglio dire, onore ai vincitori, c'è poco da dire. Spesso sono gli episodi che cambiano le partite. Sì. Nella mezz'ora del primo tempo avete avuto 2 occasioni consecutive, sì. In quel caso lì magari la partita poteva ruotare, ma complessivamente, come hai detto tu, il Porto Recanati è stato superiore soprattutto nel possesso palla. Sì, nettamente superiore, anche se il primo tempo potevamo anche pareggiarla per quelle 2 occasioni, però complessivamente sono stati superiori e accettiamo la sconfitta e andiamo a lavorare più presto. Ebbene, andiamo a lavorare più presto, questa è stata un po' la sintesi per quanto riguarda il tecnico del Gabice Gradara Calcio. Ringraziamo per le immagini prelevate dal web Picchio News, però andiamo a vedere anche il prossimo turno, perché come diceva Renzo ci sono delle sfide davvero importantissime. Valentina, prego, con l'ausilio del nostro Stefano Papini andiamo a vedere soprattutto la sfida che riguarda vicino il Gabice. Osimana Camerino, Nuova Real Metauro Senigallia, Moglie Valesina Filotranese, Villa Musone Lauretina, Valfoglio Mondolfo, Gabice Gradara Passatempese, Cantiano Calcio Porto Recanati, Olimpia Marzocca Sassoferrato. Beh, sicuramente il big match sarà Olimpia Marzocca Sassoferrato, Renzo, Cantiano Calcio Porto Recanati, e poi sottolineiamo la sfida del Gabice Gradara che se la vedrà in casa contro la Passatempese. Io direi che proprio domenica si incontrano invaderato le prime 5 tra di loro, vale dire Rio Salso e Mondolfo, è la super sfida tra Marzocca e Sassoferrato. E poi questo Gabice che gioca in casa con la Passatempese, che la squadra adesso, diciamo, anconetana si sta riprendendo, ma penso che il Gabice domenica arriverà alla sua prima vittoria della stagione. Speriamo in questo 2018. Adesso ci spostiamo in prima categoria Girone H della Romagna, così andiamo a sentire anche il nostro Gianluca. Questi risultati, prego Valentina. Reccione Alta Valconca 0-0, Vis Nova Felta Colonnella 2-1, Bacchia Cesenatico Granata 2-2, Athletic Poggio Junior San Clemente 1-0, Vis Misano Miramare 2-1, Valle Savio Morciano Calcio 2-0, Verucchio Real Miramare 0-1, Bagno di Romagna Sant'Ermete 0-1. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, è cambiato poco per quanto riguarda le prime 2 della classe. Vis Nova Feltria è sempre in testa a 34 punti, seguito a solamente un punto a 33 punti dal Real Miramare. Poi abbiamo l'Athletic Poggio a 30 punti, Morciano Calcio 27, Sant'Ermete 25, Vis Misano 24, Riccione Valle Savio 22, Alta Valconca 21, Verucchio 20, Granata 17, Bacchia Cesenatico 15, Miramare 14, Bagno di Romagna 12, Junior San Clemente 10, Colonnella 9.
Beh, la speranza è l'ultima a morire, nonostante la sconfitta di ieri, la partita Gianluca l'hai già avuto modo di commentare all'inizio puntata, rimanete ancora attaccati al treno della speranza, quella di non retrocedere direttamente, ma quantomeno di giocare i play-out. Lo Junior San Clemente è solo un punto sopra, il Bagno di Romagna 3 lunghezze sopra. Sì, noi sicuramente non molliamo. Veniamo a casa senza punti da Nova Feltria, però insomma, con la consapevolezza che possiamo giocarsela fino alla fine. E, come dicevo, non molleremo, i valori ci sono dentro la squadra per far bene, e poi ancora ci sono tutti gli scontri diretti, quindi andremo a cercare di fare punti pesanti in quei casi. Tra poco voglio ritornare su di te, Valentina. Ultime sintesi della serata, Nova Feltria contro Colonnella. Grande rimonta del Nova Feltria che supera 2-1, una coriaccia Colonnella, secco di punti ancora una volta per evidenti distrazioni difensive. Eppure la squadra di Antonio Bianchi, protagonista secchiano nella stagione 2007-2008 proprio sulla panchina del Nova Feltria, era stata abile a non concedere tiri in porta ai locali fino al minuto 76. Il Nova Feltria, da canto suo, ha dato ancora una volta dimostrazione di grande maturità e di quella mentalità vincente che gli ha trasmesso il nuovo tecnico Achille Fabbri. Negli ultimi 10 minuti infatti la squadra ha aumentato i giri del motore per conquistare una vittoria pesantissima in chiave promozione. Primo sussulto al minuto 11, punizione della sotterra dei 30 metri di Zaghini, la palla termina al lato, alla destra di Semprini. 2 minuti dopo, rimessa al laterale di Arapi, Stefanelli lasciato libero, calcia dal limite con il destro di controbalzo, sfera sul fondo, alla destra di Castelgrande. La partita si sblocca a sorpresa al minuto 16, un lungo lancio sorprende Gabriele Raffaelli che valuta male il rimbalzo e si lascia sfuggire Zaghini. L'attaccante ha un corridoio che sfrutta per arrivare a tu per tu con Semprini, seppur da posizione defilata, di piatto infila sul palo più lontano l'estremo di casa. La reazione del Nova Feltria passa dai piedi di Gori, molto attivo sulla destra, il suo cross al 28esimo per pochi centimetri non trova la deviazione sotto porta di Stefanelli. La partita diventa spigolosa e si innervosisce, mentre al 37esimo Fraboni non riesce a capitalizzare una punizione, il suo mancino termina di poco alto sopra la porta difesa da Castelgrande. Nella ripresa Fabbri inserisce Cupi per Arapi, spostando Gori a sinistra, mentre in avanti Francesco Baldini affianca a radice Stefanelli. La Colonnella chiude però ogni varco senza concedere occasione agli avversari. Gli ospiti si rendono pericolosi con una punizione di fall alzata di testa sotto misura da Guidi, poi in contropiede Zaghini risulta troppo precipitoso in fatto di conclusione. Fatale ai gialloblu ospiti l'episodio del minuto 77 sugli sviluppi di una punizione battuta da Rinaldi, passeggio con sufficienza a terra in area di rigore Gabriele Raffaelli. Il replay ci mostra proprio il tocco evidente del centrocampista ai danni del difensore. Proprio lui riscatta l'errore sul gol subito, conquistando il rigore trasformato alla fine da Rinaldi con un potente tiro alla destra di Castelgrande che intuisce ma non può arrivare sul pallone. Il Nova Feltria ora crede nella vittoria. Al 79esimo lancio lungo di Gori e magia di Francesco Baldinini che sul rimbalzo calcia al volo di sinistro dal limite, traversa e palla che ricade oltre la linea, non è chiaro se completamente o meno. Dopo il gol fantasma all'84esimo ci prova Mammutai, troppo libero di controllare al limite dell'area, destro e bloccato senza problemi da Castelgrande. All'89esimo esplode il comunale di Secchiano, Amantini sulla sinistra avanza indisturbato e cross in aria. Sul secondo palo c'è Federico Baldini completamente smarcato che di testa supera Castelgrande. Per il centrocampista si tratta del primo centro di stagione, tra l'altro Colonnella, sua vittima preferita, squadra alla quale aveva già siglato un gol nella gara di ritorno dello scorso anno, terminata per 4-1. La sintesi di questo match: il Colonnella sceso al comunale con la maglia del Catania ha riportato alla mente quel clamoroso al Cibali che ci usava dire nei commenti di Radio Rai, ma mai come questa volta per gli ospiti diventa fatale la zona Cesarini. Allora clamoroso al comunale e via i festeggiamenti per i padroni di casa che centrano la prima vittoria di stagione in pieno recupero. Ebbene, rientriamo in studio. Volevi salutare Lisa? Sì, Lisa, ti aspettavamo qui per fare le foto. Vedo che ormai sei una fotografa professionista, ti aspettavamo qua. Lunedì prossimo è qui e ci sono anche i bene, bambini. Bene. Quindi preparati. Allora Gianluca, non sto ad analizzare il Colonnella perché se non avesse problemi ovviamente non sareste ultimi in classifica, però sì. Avete fatto un mercato di riparazione importante, anche ieri alcuni errori vi sono costati cari, però avete dimostrato fino all'ultimo di esserci e avete cullato anche il sogno di portare a casa l'intera posta in palio. Secondo te, una domanda che ti voglio fare, da che cosa bisogna ripartire prendendo spunto da questa prova di Nova Feltria per la prossima sfida che tra l'altro vi vedrà protagonisti contro il Riccione? Allora, sicuramente, come hai detto tu, anche nel servizio abbiamo fatto molti errori difensivi,
Cioè, gli anni precedenti la difesa era la nostra forza, molte partite che riuscivamo ad andare in vantaggio le portavamo a casa, quindi facevamo molto bene in fase difensiva. Tra l'altro 2 anni fa in seconda categoria erano stati la difesa migliore, hanno preso pochissimi gol, non so, 13-14, cioè, durante tutto l'anno. E quindi ripartire sicuramente da questo presupposto, cercando di migliorare in difesa, non prendendo gol stupidi come ieri, che alla fine il rigore è stato un episodio regalato da noi, nonostante comunque il Nova Feltria stava attaccando, perché ovviamente in casa, prima in classifica, voleva portare a casa i punti, ma siamo riusciti sempre a contenerli bene, direi, fino al rigore. Dopodiché un po' con l'ulteriore pressione e comunque con la loro qualità abbiamo fatto un altro errore al 90esimo insomma, che ci è costato caro. Comunque niente, ripartiamo cercando di non mollare e cercando di non fare errori partendo dalla difesa, per poi insomma, portare a casa più punti possibili. Siete l'unica squadra che per il momento li ha affrontati all'andata e al ritorno. Il Nova Feltria è favorito fino all'ultimo in questo campionato, o vedi più il Real Miramare? Allora, io penso che se la giocheranno fino alla fine. Sicuramente il Nova Feltria mi impressiona perché ha voglia, cioè ha proprio grinta e quella cattiveria agonistica giusta per arrivare a traguardi importanti. Hanno un bel gruppo, giocano insieme da diversi anni, quindi secondo me se la possono giocare benissimo fino alla fine. Anche il Real Miramare, comunque li conosciamo, hanno molta qualità, forse a volte hanno meno cattiveria del Nova Feltria, quindi bisognerà vedere alla fine cosa succederà, però sono entrambe favorite. Il fattore tifoseria, vedendo anche le immagini dello stadio di ieri, secondo te può essere decisivo anche per trascinare ulteriormente la squadra? Sì, sicuramente. Ti ha un po' impressionato vedere tutta quella gente ieri allo stadio? Beh, comunque è bello giocare con la gente, col tifo, insomma non è facile vedere in queste categorie questo pubblico, e sicuramente avendo un bacino di gente che segue la squadra, ci tiene, comunque alla fine fa la differenza, può fare la differenza, sì. Renzo, ieri ci sono stati 2 risultati clamorosi, non mi fare il punto del campionato perché abbiamo già centrato i vari argomenti. Il Verrucchio può dire addio alle ambizioni, perdendo contro il Real Miramare per quanto riguarda almeno il primato in classifica, anche di raggiungere il secondo posto. Io con la sconfitta di ieri è chiaro che ad opera del Real Miramare, che è una squadra secondo me una delle più forti insieme al Nova Feltria, è chiaro che ormai è fuori da ogni giro. Io parlo del primato, potrebbe giocare per entrare nei playoff. Chiaro che secondo me, come ho detto già dall'inizio, se la giocano queste 3 squadre, il Poggio Berni, il Real Miramare e il Nova Feltria. Però onestamente una cosa voglio dire, questi Stefanelli e questi Baldinini, probabilmente le difese lente come sono, forse avranno il loro vantaggio. Valle Savio, Morciano, alta sconfitta per il Morciano, 2-0, ti ha sorpreso questo risultato un po' di giornata? Ma questo sì, chiaro, ma ormai ecco, sono squadre che hanno gli alti bassi. Queste squadre ormai non mi sorprendono più, ormai il campionato è puntato su Poggio Berni, Real Miramare e Nova Feltria. Basta. Chi vedi favorito tra le 3? È difficile dirlo, ecco, io onestamente, se andiamo a vedere il Nova Feltria in casa c'è un pubblico che veramente è il 13° uomo in campo, ecco, secondo il mio punto di vista. E questo, però il Real Miramare c'è giocatori importanti, vi dico uno docente che se vuole la partita la vince da solo, onestamente, però penso che il fattore campo potrebbe incidere, però dipenderà anche dagli scontri diretti. Onestamente, però, come detto prima, questi attaccanti, Baldenini e Stefanelli, si devono svegliare un po' di più. Andiamo a vedere il prossimo turno con la nostra Valentina, così poi salutiamo anche i nostri ospiti. Saluto adesso Stefano Papini, prego Valentina. Avremo Miramare, Athletic Poggio, Alta Valconca, Bagno di Romagna, Junior San Clemente, Bacchia Cesenatico, Colonnella Riccione, Real Miramare, Valle Savio, Sant'Ermete Verrucchio, Morciano Calcio Visvisano, Granata Vis Nova Feltria. Sicuramente le sfide più importanti, sottolineiamo i derby della Valmaricchia, Sant'Ermete Verrucchio, Morciano Calcio, Vis Misano, Granata Nova Feltria, Real Miramare, Valle Savio. Siamo in addirittura d'arrivo, grazie a Valentina Violini. Grazie mille. Grazie purtroppo al nostro Giacomo Alpini. Grazie, ciao a tutti. Grazie a Marco Temeroli, portiere della Polisportiva Stella. Grazie Daniele, grazie a tutti. Grazie a Gianluca Vitali, capitano, difensore e centrocampista del Colonnella. Grazie. Ciao a tutti, buona serata. E grazie al nostro opinionista Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti. Noi ci vediamo tra poco, tutto su Rimini Calcio in Sport Up. Grazie ancora.